C'è il buono, no. Sì, hanno chiesto possiamo mettere un cartellone all'ufficio, quindi ci si sì. Però, questo che era 4 metri per 4. Siamo arrivati al giro di boa, è ancora un traguardo intermedio, ma non è possibile sbagliarlo, anche perché in palio ci sono punti pesanti in chiave playoff e magari qualcosa in più. Amici di Sportisili, buon pomeriggio da Francesco Cammuca, ben trovati al Pala Grimaudo di Alcamo, di fronte Bonifato Alcamo Futsal e Athletic Club Palermo. Si chiude il girone di andata del campionato di Serie C1 girone A e si chiude con una sfida molto interessante in quello che è stato un tragitto particolarmente frenetico nella lotta di testa, perché se andiamo a guardare la classifica di questo girone, le prime 5 sono appartenenti proprio a queste due città, le due squadre di Alcamo, lo Sporting e il Bonifato, e 3 formazioni palermitane in ordine di classifica, CUS, 3M e proprio Athletic Club. Proprio qui in questo palazzetto la scorsa settimana si è giocata una bellissima partita, quella che ha messo di fronte lo Sporting Alcamo e il CUS Palermo, è terminata in parità e di fatto non ha mosso nulla in termini di classifica, una classifica che vede proprio un gruppetto di squadre ancora tutte in lizza per provare a vincere il campionato e piazzarsi ai playoff. Intanto però, dopo una sistemazione da apporre a quella che sarà la porta difesa dall'Athletic Club Palermo nel primo tempo, mentre anche dall'altra parte c'è da sistemare qualcosa, il minuto di silenzio che è stato
stabilito da LNDFGC per ricordare la memoria di Antonio Giuliano, morto nei giorni scorsi, grande calciatore ex Napoli in particolare, oltre che nazionale azzurro. Quindi procediamo col minuto di silenzio, poi andremo a vedere i quintetti in campo. C'è ancora da sistemare qualcosa dietro la porta che verrà difesa nel primo tempo dal Bonifato. Quindi non si può ancora effettuare il minuto di raccoglimento. Intanto prime indicazioni dalle due formazioni che a breve andrò anche ad elencare, con il Bonifato che schiera in contemporanea dall'inizio i suoi due giocatori più rappresentativi, ovvero sia Vincenzo Imperato e Vito Butera. Ci siamo, sistemata anche la rete della porta alla sinistra della nostra inquadratura, e dunque ci siamo, minuto di raccoglimento per ricordare Antonio Giuliano. Termina dunque il minuto di raccoglimento per ricordare Antonio Giuliano. Allora ci siamo per l'inizio di Bonifato Alcamo Futsal contro Athletic Club Palermo. Bonifato che si schiera con Orlando in porta, poi maglia numero 3 per Di Gaetano, maglia numero 9 per Butera, maglia numero 19 per Vincenzo Imperato, maglia numero 29 per Matteo Imperato. Dall'altra parte in porta Favaloro, visto il perdurare dell'assenza di Mazzola e visto la squalifica di David, espulso contro il 3M nella scorsa partita. Poi il capitano Tuvè con la maglia numero 3, Tuzzolino con la maglia numero 6, Fiorentino con la maglia numero 8, infine Giuliano con la maglia numero 11. Inizia Bonifato Athletic, mettetevi comodi. Ricordo che potrete seguire in contemporanea anche un'altra gara del girone A di Serie C1 di futsal, sempre sul canale YouTube di Sportisili, quella tra 3M Palermo e Isola Calcio a 5. Potrete naturalmente fare sia un rimbalzo di linea, anche utilizzare due dispositivi diversi, considerando che andiamo in diretta sul canale YouTube, quindi ogni dispositivo compatibile con YouTube è lecito, tra virgolette. Primo giro palla dell'Athletic con Tuvè che cambia banda, va da Fiorentino. Fronteggia davanti a lui Matteo Imperato, poi Tuzzolino finta il tiro, lo prova col sinistro, smanaccia in angolo Orlando. Primo giro dall'angolo per l'Athletic, che ricordo reduce dalla sconfitta per 6-8 contro il 3M. Qui conclusione soltanto svirgolata, Giuliano ci prova, pallone che viene stoppato, poi Vincenzo Imperato prova a passare, Tuzzolino lo ferma, interviene Fiorentino. Poi Tuvè inseguito proprio dal cannoniere del campionato, che qui commette fallo, quindi primo fischio contro il Bonifato. 56 secondi dall'inizio della contesa. Fiorentino, Tuvè, suolata per Tuzzolino che qui evita Butera. L'ultimo tocco è dell'ex Villaurea e Palermo Calcio a 5, protagonista con 4 reti nell'ultima gara persa proprio contro i rivali cittadini. Giuliano prova a ripartire, 2 contro 2, rimonta Butera, Giuliano salta, un avversario, incrocia, conclusione mancina fuori, si è fatto male intanto Vincenzo Imperato. Probabilmente lo scontro con Butera
ne ha causato il problema fisico. Prova a rialzarsi l'ex giocatore, tra le altre, di Partinico Audace, l'anno scorso ingaggiato nella seconda metà di stagione anche dal Real Termini, anche se poi non ha disputato minuti in Serie B. Prova a scappare Di Gaetano, che mette questa palla, allontana Fiorentino. Imperato che si è ripreso, va da Matteo Imperato. Di Gaetano cambia banda, va da Butera, uno dei giocatori che hanno effettuato la traversata, per così dire, dallo Sporting al Bonifato. Imperato giù senza fallo. Dicevo, dei giocatori che hanno lasciato lo Sporting per approdare al Bonifato. Li vediamo tutti e tre in campo, ovvero Butera, Di Gaetano e Orlando. Qui intanto proprio Di Gaetano cerca l'anticipo su Alessandro Giuliano. Tra l'altro quello tra Alcamo e Palermo è stato in queste ore un asse caldo anche sul fronte del futsal mercato, perché intanto Fiorentino, intercettato da Di Gaetano, Butera fronteggia Butera contro Tuzzolino, la palla per Matteo Imperato, via di mezzo tra un tiro e un assist, palla fuori. Dicevo dell'asse caldo Palermo-Alcamo sul fronte del futsal mercato, perché hanno notizie di queste ore l'approdo al CUS Palermo dell'Aria, uno dei pilastri dello Sporting della prima parte di stagione. Intanto attenzione, Giuliano non può arrivare. Tra l'altro Sporting Alcamo e CUS Palermo protagoniste insieme ad Acirreale e Ferla della Final Four di Coppa Italia di C1, ovviamente in programma il 6 e il 7 gennaio al Palavolcan di Accireale, appunto, evento al quale Sportisili presterà grande attenzione. Qui intanto Matteo Imperato cerca la palla dentro per Butera, era un'ottima idea, non ci ha creduto il capitano della formazione neroverde. Tuvè, palla per Tuzzolino, prova a ripartire l'Athletic, qui ha schivato una bella pallottola sulla giocata di Matteo Imperato. Fiorentino intercetta proprio il 29, poi ancora il numero 8 dell'Athletic. Tuzzolino cerca Giuliano sulla banda sinistra, Giuliano serie di finte, lo ferma Vincenzo Imperato, che poi allarga anche la Lettone, chiude, poi Tuzzolino che recupera, diventa un possibile 2 contro 1, anche se recupera bene Butera. E allora occhio a Di Gaetano, prova a schierarsi l'Athletic in difesa. Imperato raddoppiato, porta a spasso un paio di avversari per la palla per Di Gaetano, che va al tiro! Di Gaetano la toglie dall'incrocio dei pali, porta in vantaggio il Bonifato. Grande conclusione da parte di Di Gaetano, che dunque sblocca il match. Gran gol davvero da parte di Pietro Di Gaetano. Ne avevo parlato prima, uno dei giocatori approdato al Bonifato dallo Sporting. Grande soluzione mancina a trafiggere Favaloro. Sicuramente non grandi colpe per il giovanissimo portiere, che già nella scorsa gara, quella contro il Trem, era stato costretto a subentrare in quel caso in corso d'opera, visto che Davide era stato espulso, e ora si ritrova alla prima da titolare in C1. Qui intanto Butera pressa Tuzzolino, si riparte dal fondo, 4,5 giocati nel primo tempo e dunque Bonifato già in vantaggio. E Athletic che si ritrova ad inseguire. Tuvè, anticipato ancora da Di Gaetano, attenzione perché è un 2 contro 1, palla per Butera, Favaloro bravissimo a mettersi in pose e a parare. Ora prova a ripartire dall'altra parte l'Athletic, ma chiude Vincenzo Imperato, la solata di Imperato, poi lo ferma Tuvè. E Tuzzolino cerca di mettere ordine. Palla col colossale dunque ancora per Vito Butera, che se prima sulla giocata non si era fatto trovare pronto, questa volta ha avuto luce per calciare. Luce che però non è stata sfruttata, ma ancora un Athletic un po' leggero
nelle giocate offensive. Qui fallo di Giuliano su Matteo Imperato, spazio per Vallecchia, si va a sedere Fiorentino. Un fallo a testa dopo 5 minuti e 14 nel primo tempo. Di Gaetano, palla lungolinea, scambio con Matteo Imperato, palla dall'altra parte, Butera ancora, Favaloro, che parata, e palla in angolo. Secondo miracolo del portiere dell'Athletic. Qui intanto palla già rigiocata, Imperato intercettato il suo tiro, Giuliano prova a ripartire. Giuliano fermato da Butera, tutto regolare, e rimessa laterale per il Bonifato, che ha avuto la chance subito di raddoppiare in un paio di occasioni, ma Favaloro si è rivelato molto bravo, tra l'altro lo sta osservando qui dagli spalti del Palagrimaudo, che ricordo essere ancora a porte chiuse, naturalmente concessi alcuni ingressi, mentre c'è fallo di Tuve su Matteo Imperato, punizione per il Bonifato. Diceva a bordo campo, naturalmente in quanto tesserato e quindi autorizzato ad assistere, c'è Giovanni Mazzola, il portiere infortunato. Ricordo c'è David squalificato e c'è Riccardo Romeo che è in panchina per ogni evenienza. Qui Di Gaetano, conclusione, Favaloro in due tempi. Tuzzolino, Tuve, Tuzzolino, Tuve, palla per Vallecchia, Tuve blocca, palla per Tuzzolino che cerca proprio il suo capitano, palla lenta, debole, alla fine blocca Fabrizio Orlando, colonna per tanti anni dello Sporting. Qui intanto ancora Di Gaetano, di fisico e di energia, lo intercetta Vallecchia, la palla è poi per Landa che guadagna, no, non guadagna angolo, e allora Tuzzolino evita Matteo Imperato, tocca per Giuliano, palla di ritorno per Tuzzolino che probabilmente voleva andare da Vallecchia. Attenzione Landa, dall'altra parte interviene Favaloro, può spingersi, dall'altra parte si sono allungate le squadre. Giuliano adesso difesa schierata, allora rallenta l'ex giocatore del Mistral Carini. Vallecchia però a passare in mezzo a due ci riesce, gran giocata, Vallecchia la tiene in campo, calcio di rigore, il tocco con un braccio di Vincenzo Imperato, e allora opportunità dal dischetto per l'Athletic. Dal dischetto va a Tuve, le raccomandazioni del primo arbitro a Orlando, che non deve muoversi dalla riga, così come non devono muoversi dalla mezzaluna immaginaria i giocatori che non devono calciare. L'unico a cui è consentito muoversi è Ciccio Tuve. Tutti fermi, tutti fuori, si attende solo il fischio. Tuve contro Orlando, c'è il fischio, la battuta di Tuve che colpisce il palo, poi Giovanni Tuzzolino per il gol del pareggio. Le proteste furibonde dei giocatori del Bonifato, perché probabilmente non c'è stato il tocco dopo il palo. Le proteste dei giocatori del Bonifato perché la palla ha colpito il palo sul tiro di Tuve. E il gol viene annullato perché
la palla non è stata toccata da nessuno prima di Tuve dopo il tocco del palo. E allora adesso la situazione si scalda dall'altra parte, perché a gridare all'ingiustizia sono gli uomini in tenuta bianca. È stato il secondo arbitro a cambiare la decisione. C'è il rosso per coach Miosi. Cerchiamo di capire, sicuramente si ripartirà da una punizione in diretta, punizione a 2 per il Bonifato, un po' la situazione che è successa in Europa League tra Rennes e Villarreal col gol prima convalidato poi annullato col VAR da Enzo Lefi, al giocatore del Rennes, perché la palla aveva colpito la traversa, calciata da lui, e poi è stato lui il primo a toccarla dopo il legno, quindi in quel caso giusto annullare. Qui il secondo arbitro si è preso una responsabilità non di poco conto. Tanto vediamo a chi è stato indirizzato obiettivamente il cartellino rosso, perché prima, cioè, in quel capannello c'erano sia coach Miosi che Tenerelli, il suo dirigente accompagnatore. Espulso Miosi, che probabilmente proseguirà la visione della gara dalla tribuna. Confermata l'ammonizione per Landa, che aveva protestato dopo la convalida del gol. Dunque si riparte praticamente da 0, o meglio da 1-0 per il Bonifato, 12:39 da giocare. Sicuramente non è mancato il coraggio al tecnico, al secondo arbitro, perché il primo arbitro aveva convalidato il gol, non aveva ravvisato nulla. Qui riprende il gioco Vincenzo Imperato per Matteo Imperato, Favaloro la vuole giocare subito. Tuzzolino, Lo Bianco che ha preso il posto di Tuve, poc'anzi Vallecchia è entrato al posto di Ferentino, è pronto Delisi, a breve entrerà anche lui. Vallecchia, Giuliano, Vallecchia ancora, palla per Tuzzolino. Tuzzolino va a puntare, serie di finte contro Landa. Vallecchia sbaglia il passaggio, allora Butera prova a correre, il tocco per Vincenzo Imperato davanti a Favaloro. Qui la giocata non gli riesce e palla fuori. Vallecchia dall'altra parte prova a puntare Landa, poi decide che non è il caso di azzardare, allora Lo Bianco verticale, non arriva Giuliano. Qui Lo Bianco di testa, Tuzzolino con l'entrata regolare, Giuliano 3 contro 2, Giuliano, Tuzzolino, passaggio intercettato, ancora Giuliano, nuovamente Tuzzolino che finta di calciare, va dentro e non può arrivare il tap-in da parte di Lo Bianco. Palla gol abbastanza importante, divorata dall'altra parte, Matteo Imperato, tiro deviato e palla poi bloccata da Favaloro. Adesso partita quasi impazzita, quasi sulla scia di quello che si è visto nel secondo tempo del derby della settimana scorsa tra Athletic e Trem. Butera non la fa passare, o meglio la fa passare ma non la controlla Landa, e allora Giuliano per Lo Bianco, controllo e passaggio intercettato in spaccata perfetta da Matteo Imperato. Qui un concetto di area tecnica abbastanza ampio. Giuliano, Tuzzolino, controllo e apertura per Lo Bianco. Tuzzolino ancora, Giuliano, Lo Bianco, palla per Vallecchia che torna dal suo centrale, ancora Tuzzolino, prova con tanti piccoli passaggi l'Athletic
Vallecchia cerca la palla dentro per lo bianco, chiusi in due. Tanto lo bianco va dentro, deviazione, angolo. Siamo quasi a metà del primo tempo, 10:25 da giocare. Tuzzolino per Vallecchia, lo schema lo bianco torna da Favaloro. Allora sfuma lo schema, palla Giuliano. Vallecchia va a puntare, Vallecchia converge, cerca il tocco deviato, poi Vincenzo Imperato lancia per Matteo Imperato, palla troppo lunga, allora arriva adesso il cambio per Alberto De Lisi. Tuzzolino si va a sedere, pronto anche Virzì. Cerca di ampliare le rotazioni. Vallecchia salta Landa, Vallecchia, altro dribbling, non riesce su Vincenzo Imperato che reclamava il fallo laterale, non di questo avviso il direttore di gara. E allora rimessa quando siamo entrati nella seconda metà del primo tempo. Vallecchia, lo bianco, Vallecchia fronteggia Landa, serie di finte, lo salta ancora, poi tocca dall'altra parte per De Lisi. De Lisi contro Matteo Imperato, si fa arrivare l'uomo addosso, scarica sullo bianco, palla in verticale intercettata da Butera. Per ora ha cambiato solo una volta Filippi con l'ingresso di Landa al posto proprio dell'autore del gol di Gaetano. Panchina abbastanza corta per gli alcamesi. Virzì cerca la puntata, conclusione improvvisa, deviata, calcio d'angolo. La rimessa, anzi l'angolo di De Lisi, velo di Lo Bianco, conclusione di Vallecchia e qui in qualche modo Orlando la smanaccia fuori, è andato giù abbastanza lentamente il portiere classe 85. Ancora angolo, De Lisi questa volta a scavalcare Lo Bianco e Orlando si oppone a mano aperta. Altro angolo, il terzo consecutivo per l'Athletic Club Palermo. De Lisi, conclusione vincente questa volta, Alberto De Lisi, il gol dell'1-1. Mancino improvviso, beffato Orlando questa volta, arriva il pari dell'Athletic. Non poteva che essere De Lisi a togliere le castagne dal fuoco, almeno in questa fase abbastanza delicata per l'Athletic. Più o meno la stessa cosa di quello che è accaduto contro il 3M, ma anche quello che è accaduto ad esempio in un altro derby, quello contro il Palermo Calcio a 5, in cui le sue giocate hanno fermato un'altra emorragia, perché in quella partita l'Athletic era andato sotto 2-0, sopra 2-0 e poi addirittura sotto. Qui intanto Vincenzo Imperato, serie di finte, non si sbilancia, non si scomoda e mette in calcio d'angolo proprio De Lisi. Palla intanto proprio per Vincenzo Imperato che trova il buco tra le gambe di Lo Bianco. 8,5 da giocare nel primo tempo, ha ristabilito la parità Alberto De Lisi e qui Vallecchia prova a passare, tocco per Lo Bianco, Lo Bianco attraversa tutto lo specchio della porta il suo tiro. Di Gaetano che è rientrato al posto di Matteo Imperato. La sensazione è che Vincenzo Imperato e Butera faranno veramente pochi secondi di riposo, ammesso che li faranno. Vallecchia, calcio d'angolo. La battuta dell'angolo da ripetere.
Di Gaetano sistema la palla perché si era mossa. Vincenzo Imperato, controllo, dribbling, Favaloro! Altro paratone di Favaloro. E palla in calcio d'angolo, battuto ancora per Imperato che l'aggancia in qualche modo. Spalla alla porta contro De Lisi. Ancora Imperato, arriva il raddoppio, arriva la palla persa. L'arbitro fischia fallo a De Lisi. Fischio generoso. L'ha già persa però il Bonifato. E allora De Lisi, tocco, Vallecchia, se la sistema, entrata di Imperato, fallo. È giallo per lo stesso Imperato, quindi seconda ammonizione in casa Bonifato. Dopo Landa ammonito anche Vincenzo Imperato, e time out a 7:33 dall'intervallo chiesto dalla panchina dell'Athletic. Termina il minuto di sospensione chiesto dalla panchina dell'Athletic, con Riccardo Romeo che ha fatto le veci di Miosi. Tanto punizione, 3 falli a testa quando mancano 7 minuti e mezzo, quindi non da scongiurare il rischio di bonus falli da entrambe le parti. Intanto punizione per Pillitteri che è entrato, debutto in partita per il 10, e fischio. Conclusione di Tuzzolino, vedi mezzo tra un tiro e un assist per De Lisi. È rientrato anche Tuvet, protagonista involontario di quella che è stata un po' l'azione discussa della partita, ovvero sia il calcio di rigore terminato sul palo e poi raccolto, secondo il secondo arbitro, dallo stesso Tuvet e non con deviazioni precedenti. Poi sugli sviluppi aveva segnato Tuzzolino, ma non era valido. Tanto rimessa per l'Athletic. Scambiano qui Pillitteri e Tuvet, sbaglia però il tocco il capitano. Landa prova a ricevere da Orlando, scivola però, forse anche qualcosa da sistemare sul rettangolo. Qui Tuzzolino la mette fuori, anche perché era rimasta a terra il 22, ovvero sia Landa, classe 2000. Butera la restituisce all'Athletic. Tuzzolino qui furbescamente è riuscito a non far intervenire Favaloro, anche perché può servire in qualsiasi momento il tocco del portiere. Se Favaloro avesse rimesso in gioco il pallone si sarebbe annullato. Qui Tuzzolino col sombrero sinistro, blocca Orlando. Di Gaetano, Vincenzo Imperato, lungolina, intercetta Pillitteri che poi va a recuperare palla. De Lisi fronteggia il blocco del 10, forse ai limiti del fallo, sì, col fallo. E dunque quarto fallo dell'Athletic Club Palermo a 5 minuti e 45 dalla fine. Vincenzo Imperato, palla per Butera. Di Gaetano. Palla ancora per Imperato. Spalla alla porta contro Tuvet, prova a girarsi in mezzo a due, va giù senza fallo. Qui Tuvet
gli ha arpionato la palla, poi occhio al tiro di Butera, palla fuori, ancora a terra Imperato, si tocca la spalla destra, poi si rialza. De Lisi, si muove Billitteri, palla lungolina per lui, Billitteri al tiro, stoppa tutto Butera. Billitteri a scavalcare De Lisi, Favaloro per Tuve che è costretto a giocarla lunga perché Favaloro era irricevibile, c'era anche un tocco e anche un avversario davanti. Intanto time out, 5-0-7, qui al Pala Grimaudo è 1-1. Termina il minuto di sospensione chiesto da Mirko Filippi. Si riparte da Orlando che va da fondo. Si riparte con praticamente il quintetto base per il Bonifato. Tuve recupera, poi Matteo Imperato, serie di scontri. Matteo Imperato va a cercare Vincenzo Imperato, si fa vedere Butera, la palla è per lui. Sono gli ultimi 4 minuti e mezzo del primo tempo. Di Gaetano fermato da Bellitteri, rimessa Bonifato. Matteo Imperato, Di Gaetano sbaglia. Tuzzolino per Tuve. Tuzzolino scavalca per il suo capitano che controlla di testa, arriva Vincenzo Imperato, ma la palla è uscita oltre la linea laterale. De Lisi. De Lisi evita Matteo Imperato, calcia in qualche modo Orlando in due tempi. Di testa Favaloro sul rinvio, poi Billitteri 2 contro 2, il tocco per Tuzzolino dentro, non arriva il 10. Matteo Imperato alla porta su Vincenzo Imperato, ancora a scucchiaiare per il 29, allontana Favaloro, qui reclama una trattenuta di Fiorentino il 29. Vincenzo Imperato per Matteo Imperato, cerca il pallone di ritorno, arriva De Lisi davanti e Tuve recupera ma sbaglia, e allora Matteo Imperato col tiro d'esterno intercettato. E calcio d'angolo per il Bonifato con Matteo Imperato. Di Gaetano attraversa tutto lo specchio della porta, Butera era tutto solo sul secondo. E dopo qualche minuto in cui le occasioni latitavano, ecco che si rifà vivo il Bonifato. De Lisi, tocco per Tuve, Tuve al tiro deviato angolo.
2,54 all'intervallo, torna Giuliano al posto di De Lisi. Si era seduto in precedenza anche Billitteri. Tuzzolino cerca il primo palo, palla fuori. Adesso è il quintetto di partenza per l'Athletic. Qui sbaglia Vincenzo Imperato, che ha cercato ancora questo lob, ma non lo ha trovato, anche perché Matteo Imperato veniva incontro e non andava in profondità. Tuvè. Fiorentino, Giuliano, fermato senza fallo, e allora scatta Vincenzo Imperato, che riesce a dribblarli tutti, Favaloro respinge e poi blocca sull'arrivo di Butera. Grandissimo intervento ancora. Favaloro è il più piccolo in campo oggi, ma sta salvando in più circostanze. Qui fallo di Vincenzo Imperato, che era già ammonito, ha fatto un'entrata molto dura, molto dura. Ha rischiato tanto qui. L'1+9 del Bonifato. Non so se avete sentito sullo sfondo le urla belluine di Alfonso Miosi, perché voleva il secondo giallo per Imperato. Secondo giallo, a mio parere, ci stava tutto. In ogni caso punizione a 2-12, 4 falli a testa, con la punizione per Tuzzolino. Rincorsa camminata, poi tiro ribattuto, arriva Tuvè che rischia qualcosa. Poi Fiorentino, serie di finte, prova ad evitare Di Gaetano. Fiorentino con la sola, il tiro, Butera. Protestano ancora i giocatori dell'Athletic, Giuliano non interviene, Matteo Imperato, palla fuori sul suo tiro. Fiorentino, Tuzzolino non riesce ad evitare ancora Matteo Imperato, tocco per Vincenzo Imperato, un 3 contro 2, pallone forse troppo lungo, e in effetti è troppo lungo. È rimasto a terra Vincenzo Imperato. Butera protesta. ...99 secondi alla fine del primo tempo, si rialza pian piano Vincenzo Imperato. Qui le proteste anche di Capitan Tuvè. Qui intanto un'espulsione dalla panchina per il Bonifato. Tanto si parla in panchina con Romeo e con Tenerelli, il dirigente, che sono a colloquio con il primo arbitro. Si riparte con Lo Bianco in campo, con Tuvè in panchina. Eccolo Lo Bianco che scambia con Fiorentino, se la allunga Fiorentino. Poi il fallo, che è il quinto, fallo di Fiorentino su Matteo Imperato. E attenzione alla reazione di Fiorentino.
Il secondo arbitro che ha già dei cartellini in mano. Adesso la partita si è scaldata eccessivamente. C'è tutta la panchina dell'Athletic con il primo arbitro, il secondo arbitro che ha visto la scena. Giallo per Di Cara, giallo per Matteo Imperato. Cartellini dalla natura misteriosa, se posso permettermi. Comunque 1,27, quinto fallo commesso dall'Athletic. Lo indica chiaramente il secondo arbitro, sono 5 falli commessi dall'Athletic, 4 quelli commessi dal Bonifato. 1,27 alla fine del primo tempo particolarmente intenso. Un gol a testa fin qui. Quello segnato da Di Gaetano da una parte e da De Lisi dall'altra. Qui Giuliano messo giù da Imperato. Quinto fallo anche dall'altra parte. E per gli ultimi 80 secondi manda dentro De Lisi, vuole giocatori in grado di puntare l'uomo. Coach Miosi ha dato chiaramente istruzione, l'abbiamo sentito qui, male Tuvè, Di Gaetano, Matteo Imperato, interviene Giuliano che recupera, palla per Lo Bianco fronteggia, cerca il tocco per Giuliano, va giù Matteo Imperato e poi Orlando, non c'è la volontarietà, effettivamente era in scivolata Matteo Imperato, Vincenzo Imperato, punta Giuliano. Palla per Butera, si butta nello spazio il 19, poi Di Gaetano, conclusione sporcata, Matteo Imperato accompagnato all'uscita da Lo Bianco e poi quasi si scusa perché c'è stato uno spalla a spalla che ha portato il 29 in maglia neroverde a finire sul cancelletto che delimita il campo dagli spalti. De Lisi, fallo e tiro libero. Tiro libero per l'Athletic. A 22 secondi e mezzo dalla fine con Giovanni Tuzzolino che è pronto a trasformare, in questo caso portiere che può fare qualche passo in avanti. Direttore Di gara che mette tutti a posto, il secondo arbitro, il primo arbitro attende il momento per fischiare, fischia la rincorsa di Tuzzolino con il destro, vantaggio Athletic Club Palermo, la firma di Giovanni Tuzzolino a 20 secondi dalla fine del primo tempo.
Ultimi secondi, Imperato al tiro, palla fuori. Secondo arbitro che prima ha indicato il fondo, poi ha indicato l'angolo. Allora Butera per Vincenzo Imperato contro Giuliano, difende sulle gambe l'11, serie di finte del 19 che va sul fondo, calcia, fa valore in qualche modo, poi la respinta da parte di Lobianco e Favaloro che esulta come se avesse segnato, ma alla fine il gol è come se l'avesse fatto Lobianco. Matteo Imperato di testa, Lobianco, palla intercettata, Tuzzolino, ma è finito il primo tempo, 2-1 per l'Athletic Club Palermo sul Bonifato Alcamo. Dopo i primi 20 minuti, iniziale vantaggio di Di Gaetano per i padroni di casa, poi i gol di Delisi e di Tuzzolino su tiro libero. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restiamo collegati qui dal Palagrimaudo, poi secondo tempo di Bonifato Athletic. La squadra mi è piaciuta, specialmente i primi 20-30 minuti. Che devo dire, io sono arrivato ieri sera e neanche i ragazzi ancora si conoscono, quindi ho detto ai ragazzi non vi preoccupate, avete fatto una bella partita, piano piano ci dobbiamo guardare tutti negli occhi e cercare di dare quell'input, quella carica giusta e cercare di tirarci fuori da questa situazione. Non era questa la partita dove dovevamo vincere, perché poi se si vince a volte sai come è calcio, però sapevamo che l'avversario è quello tosto, sapevamo che quelle sono una squadra bella quadrata, la squadra per ora più in forma del campionato, anche se i miei non mi hanno dispiaciuto. Abbiamo preso il primo gol, ci siamo rimessi di nuovo a giocare e purtroppo nel secondo tempo sono fatti 2 errori madornali della nostra linea difensiva. Peccato, perché anche sull'1-0 finiva 1-0, alla fine poi ci avevamo sui 180 minuti, ma 3-0 tutto meritato, quindi dobbiamo pensare a domenica, che anche domenica non è che sarà una gara di quelle dove cercheremo, tu mi conosci, faremo di tutto per portare qualche punticino, ma sappiamo che lì è quasi vietato prendere punti, quindi sono molto ottimista, la società mi sta vicino, dobbiamo prendere i giocatori, eravamo 11 contati, 11 con Matiu che si è fatta la puntura, quindi non c'è niente di sa quale cosa. L'unica cosa che mi dispiace è che i ragazzi prendono 3 gol e magari mentalmente si deprimono sempre di più, questo è quello che mi dispiace, ma il resto già era quasi scritto, lo sapevamo, diciamo. Il mio credo. Sì, la società mi ha detto che in settimana, la prossima settimana arriveranno 4-5 giocatori di categoria, perché non possiamo sbagliare, che se si sbaglia si retrocede, quindi sono molto ottimista in questo senso. Poi ci metterò del mio e piano piano faremo la nostra parte, anche perché nel girone di ritorno le prime 10 partite incontreremo tutte squadre alla nostra portata, non dico che sono più forti ma neanche più deboli, diciamo tra virgolette, quindi possiamo fare punti se vogliamo. Poi se vengono bene, se non vengono pazienza, ci abbiamo provato. Ma avete visto tutti, me l'hai detto tu questa domanda e io rispondo, non do la colpa all'arbitro perché abbiamo perso, assolutamente no. Però diciamo che ogni fallo del Mazzara era un'ammonizione, ogni fallo del Castelbuono non era ammonizione. E vabbè, ci sta. Non mi ha dato un rigore che lo dovrò andare a vedere negli highlights. Il gol a Ricciulli l'ha visto solo lui, il fallo di mano l'ha visto solo lui. Poi c'è stata un'azione di fallo laterale vicino a me che loro battono un fallo laterale, la palla neanche entra in campo e fischia il fallo assolutamente, hanno vinto meritatamente, l'arbitro non c'entra niente, dico ma è l'atteggiamento. E siccome io non sono mai abituato a stare nei bassi fondi della classifica, lo sai, questi atteggiamenti ci sono, che la squadra quella che sta sempre sopra, qualche occhio di riguardo c'è, la squadra che magari e sai com'è, dico sul dubbio fischio per quelle, è una mia opinione, però resta tale. Sto rispondendo perché ma io di solito non parlo degli arbitri. Ma assolutamente sì, però ci dobbiamo presentare, non è che in campo, certo che diciamo che era quello il nostro obiettivo. Purtroppo ci dobbiamo andare a Castelbuono, non è che non ci presentiamo, il nostro obiettivo è la salvezza. Da domenica questa con la Nissa, quello che viene ci prendiamo. Quando verrà l'Atletico già è una finale, da lì si iniziano le partite con l'Atletico, purtroppo non si dovrà più perdere, quando non si dovrà più perdere. Questo è l'obiettivo della squadra. La società mi sta vicino, mi ha detto che prenderemo i giocatori, quindi va bene così.
Sì, sincero, è troppo largo. Se finiva 1-0 o un pareggio ci poteva pure stare, perché i 2 gol, palla inattiva nostra, corner nostro, ripartenza, 2 difensori miei contro l'attaccante loro, lo fanno passare e vanno a rete, lì si fa fallo, quindi la palla, infatti ho pure gridato fate fallo, è stato un errore nostro. Il terzo gol l'avete visto tutti, quindi ho detto che è meglio perché hanno 3-0 non si può commentare, però bisogna lavorare su questa ingenuità. assolutamente sì, bisogna lavorarci tanto, bisogna prendere qualche difensore di esperienza da mettere vicino a Baiata, a Benivegni, a tutti i ragazzi. Bisogna lavorare accettando, se ho accettato vuol dire che ci credo, se no mi stavo a casa e magari facevo altro. Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita difficile e particolare, perché anche se in questi 2 o 3 giorni si sentivano determinate situazioni legate al Mazara, io l'avevo detto ai ragazzi, Mazara è una società ambiziosa, è una piazza importante, quindi chi gioca da parte loro faranno una grande partita e metteranno il cuore. Noi non dobbiamo dimenticare che siamo una neopromossa, non dobbiamo dimenticare che veniamo dalla promozione, quindi per noi è un cammino che stiamo facendo abbastanza bene. In campionato stiamo facendo grandi cose, ora abbiamo fatto una grande semifinale di andata di Coppa, però non è ancora più solente perché il ritorno sarà un'altra battaglia sportiva e può succedere di tutto. Io cercherò di tenere alta la concentrazione, anche se 1-0-3 è un risultato molto importante, però saranno altri 95 minuti di battaglia sportiva, perché uno dei nostri obiettivi ormai è quello di andare in finale di Coppa, quindi siamo sulla strada giusta e cercheremo di raggiungere questo obiettivo. Sì, penso che se non ci sono problemi burocratici dovremmo giocare nel nostro nuovo stadio che ci daranno in questi giorni. Per questo io voglio ringraziare la società, i ragazzi. I complimenti vanno a loro perché è da 4 mesi che ci alleniamo in un campo lontano 20 km da Castelbuono, giochiamo sempre fuori casa e se abbiamo fatto dei buoni risultati soprattutto è merito della società che non ci fa mancare niente. Nel nostro piccolo stiamo cercando di rispettare i piani e i ragazzi che fanno tanti sacrifici. Voglio anche dire che secondo gli addetti ai lavori noi abbiamo l'ultimo e il penultimo budget di eccellenza. Questo significa che si sta facendo un gran lavoro, ce la giochiamo ogni domenica, veniamo da un percorso di crescita continuo. Il nostro obiettivo è la salvezza e come hai detto poco fa tu, se riusciamo a fare bene queste 2 partite e il ritorno della semifinale di Coppa che dovremmo fare in casa, poi ci giochiamo la finalissima il giorno 20 gennaio e per noi è già un sogno, perché ripeto, questa squadra è una neopromossa, con il budget più basso dell'eccellenza e sia in campionato e sia in Coppa ci stiamo facendo rispettare. Quindi continuiamo così, però non abbiamo fatto niente, il nostro obiettivo è salvarci, il nostro obiettivo è lavorare giorno dopo giorno, il nostro obiettivo è fare bene nella partita di ritorno della semifinale di Coppa. Giocheremo contro un'altra grandissima squadra, una squadra che è stata costruita per veleggiare nei piani alti della classifica. In questo periodo abbiamo giocato contro Mazzarese, Mazzara 46, Misilmeri, Nissa, oggi una semifinale di Coppa. Veniamo da un percorso molto pesante. Direi qualche acciaccato, vediamo di riuscirlo a recuperare per sabato, perché affrontiamo sabato una grande squadra. L'Athletic Palermo è una grande squadra, anche se anche loro hanno superato un periodo di alti e bassi, però sappiamo che è importante andare a fare il risultato lì, perché ripeto, noi dobbiamo guardare quella soglia della salvezza e poi vediamo quello che ci prendiamo. E anche sabato sarà una battaglia. Sì, noi lavoriamo insieme dal 31 luglio. Anche per questo voglio fare i complimenti al direttore sportivo Ivano Vetere che con un budget piccolissimo ha costruito una bella squadra, una bella realtà. Abbiamo cercato di guardare prima l'aspetto umano, abbiamo cercato uomini prima di giocatori e poi sul discorso dello spessore caratteriale abbiamo cercato le caratteristiche che secondo me possono fare bene con il mio modo di interpretare il calcio. I ragazzi lavorano, hanno una grandissima fame, molti di loro, come hai detto poco fa, sono al primo anno in Italia, alcuni vengono da stagioni altalenanti, quindi per loro è tutta una rivalsa. Noi lavoriamo con grande voglia e intensità perché per loro sanno che se quest'anno fanno bene è una cosa che si porteranno più avanti, quindi innanzitutto devono fare bene per loro e poi soprattutto bene per i compagni, perché costruire un grande gruppo è la base per poi mettere le capacità tecnico-tattiche. Come dicevi poco fa tu, sì, noi piace tenere palla, fare il nostro possesso. Poi ci sono partite in cui giustamente ci adattiamo anche all'avversario con le caratteristiche tecnico-tattiche dell'avversario, però la nostra identità è quella. Se è possibile giochiamo palla, stiamo corti, andiamo alla regressione e poi come vedete dentro il campo i ragazzi, anche se oggi non abbiamo fatto una grande partita e per questo voglio fare i complimenti anche al Mazara perché ripeto, in poco tempo si è ripreso e almeno ha battagliato, ci ha reso la vita difficile e questo va dato atto ai ragazzi del Mazara.
però noi siamo venuti qua consapevoli che dovevamo fare bene e questo percorso di crescita sta andando avanti. Sono rientrate in campo le due squadre con il punteggio che vedete in grafica di 2-1 per l'Athletic Club Palermo sul Bonifato Alcamo, con il gol di Gaetano per sbloccare la partita e poi il sorpasso prima con la conclusione mancina di Delise e poi con il tiro libero abbastanza contestato realizzato da Tuzzolino. I direttori di gara non sono ancora rientrati. Le due squadre palleggiano a centrocampo, arrivano i due arbitri con il cronometrista. Vediamo ora un po' come si svolgerà questa gara, soprattutto quale sarà la reazione del Bonifato, che ha avuto tante occasioni prima per raddoppiare, poi per riportarsi in vantaggio. Ha sbattuto più di una volta sull'ottimo Favaloro, giovane portiere che si è districato molto molto bene. Intanto vi ricordo che è possibile seguire in contemporanea anche un'altra gara del campionato di Serie C1 Girone A, ovvero sia quella tra il 3M Palermo e l'Isola Calcio a 5, con per il momento la squadra di Zapparata in vantaggio per 1-0. Proviamo anche a fare un excursus anche nei primi secondi della frazione sugli altri risultati, mentre inizia adesso il secondo tempo con Imperato che calcia subito e non coglie la porta. 3M Isola 1-0 già detto, Atletico Monreale Palermo Calcio 5 0-3, Bonifato Alcamo Athletic Club la state vedendo sull'1-2, Cus Palermo Acragas 3-0, Palermo Futsal 89ers Sporting Alcamo 0-1 e infine San Vitolo Capo Santi Siro Bargheria 3-0. Stanno di fatto vincendo 4 squadre delle prime 5 posizioni, l'altra è quella che sta perdendo da questo scontro diretto, ovvero sia proprio il Bonifato. Tuzzolino porta a spasso la palla, serve Tuvè, Tuzzolino, Giuliano e Vallecchia nel quintetto davanti a Favaloro per l'Athletic. Dall'altra parte quintetto di partenza, anche perché di ricambi ce ne sono veramente pochi in casa Bonifato. E allora davanti a Orlando Di Gaetano, i due Imperato, Vincenzo e Matteo e Capitan Buter. Tuzzolino, Vallecchia, Giuliano non dà la palla di ritorno a Vallecchia, decide di andare da Tuzzolino che apre su Tuvè. Tuvè per Vallecchia, Vallecchia in mezzo, Tuvè calcia addosso a Giuliano e qui occasione sprecata, lo possiamo dire, dall'Athletic. Vincenzo Imperato col passaggio volante per Butera, deve ancora accendersi il capitano della Bonifato, assente non giustificato del primo tempo, ha avuto una palla gol in avvio ben respinta a Favaloro, poi poco
o nulla nella sua partita. Rimessa Athletic nella metà campo avversaria con Giovanni Tuzzolino. Vallecchia, fronteggiato da Di Gaetano, poi palla per Giuliano. Non la restituisce Giuliano che va da solo, adesso fronte alla porta, trova Vallecchia inseguito da nessuno, ancora Giuliano che calcia in due tempi, Orlando prova a dare ritmo servendo Di Gaetano, velo di Matteo Imperato per Butera, Butera con uno sguardo al secondo palo dove la palla non è arrivata. Qui intanto direttore di gara che ha richiamato l'attenzione della panchina del Bonifato, vorremmo capire il motivo. Tanto Romeo deve indossare la casacca. Fondamentalmente occorreva un addetto alla sicurezza davanti alla porta che divide il terreno di gioco dalla zona spogliatoi, per capirci. Vallecchia prova ad evitare Di Gaetano, poi Giuliano arriva per primo, Giuliano resiste, body check regolare di Matteo Imperato, allora si gioca Vincenzo Imperato per Matteo Imperato, controllo imperfetto, la palla rimane lì, Vincenzo Imperato, spalle alla porta, si gira! Palla fuori di nulla, ma grande giocata qui di Imperato. Dagli la palla, Vito, dagli sta palla, perché purtroppo hanno proprio zampolato. 2 minuti e mezzo dall'inizio del secondo tempo, palla gol per Vincenzo Imperato. Qui cercherà il fraseggio laddove è possibile. Qui Vincenzo Imperato, questa volta il secondo giallo se lo prende in inferiorità numerica il Bonifato. Gli puoi dare il palo, ma non la munizione. Ti sei accorta, hai fatto una minchiata prima che non la Dunque, uomo in meno per 2 minuti effettivi, a meno che non arrivi un gol. E soprattutto adesso calcio di punizione, vedremo anche come verrà gestito questo vantaggio numerico dall'Athletic Club. 17 e 18, quindi si tornerà pari al 15 e 18, oppure prima se segnerà qualcuno. Delisi con lo bianco che qui rischia contro Butera, trova Tuzzolino, esce in pressione Di Gaetano, poi torna indietro perché avanza l'Athletic. Tuzzolino, lo bianco, se la sistema e calcio Orlando, poi Vallecchia con la respinta ancora di Orlando. L'arbitro ha fermato il gioco perché si è fatto male Di Gaetano nel tentativo di salvare.
incocciato col piede di Vallecchia sulla sua testa. Rimane a terra, per il momento ancora dolorante al volto, Pietro Di Gaetano. Protesta Di Gaetano, va detto che comunque a prescindere, se ci fosse stato il fallo non sarebbe stato da ammonizione, ma perché sarebbe stato eventualmente gioco pericoloso, anche se Vallecchia lì aveva caricato per calciare da pochi passi. Intanto debutta in partita Calamusa, giocatore che ha giocato spesso anche in formazioni palermitane. Qui intanto Butera, costretto ad allontanarla non di più Favaloro. Lo Bianco vuole cercare di segnare e avvantaggiarsi l'Athletic. Lo Bianco, Delisi, scusate, Vallecchia, Tuzzolino per Lo Bianco, fronte alla porta, nuovamente Tuzzolino, palla dentro, Vallecchia ancora in spaccata Orlando, poi la palla rimane lì, si riparte dal fondo. Gioco di Calamusa che ha giocato nel Cus Palermo, ha giocato nel Monreale, insomma ragazzo che ha già qualche anno nel futsal alle spalle. Tuzzolino se la sistema, poi tocca Delisi, traversa e la palla non è entrata, poi Delisi col fallo. E ha avuto la palla per il +2 l'Athletic Club con Alberto Delisi che ha colpito forse traversapalo addirittura, non molto fortunato. Matteo Imperato cerca di scodellare per Butera, interviene, controlla, prova ad uscire Delisi senza fallo e allora attenzione a Matteo Imperato, l'incredibile 1 contro 1 e poi il fallo di Matteo Imperato sull'uscita di Favaloro a 40 secondi dalla parità numerica. E secondo fallo per il Bonifato. Tuzzolino, ultimi 35 secondi di superiorità numerica per l'Athletic. C'è già il cambio pronto, c'è già il quinto pronto a bordo campo per il Bonifato. Vallecchia, Lo Bianco, passaggio non bello da ricevere, poi Tuzzolino sbaglia, c'è ancora Lo Bianco, Tuzzolino fronteggia, poi Delisi converge, tocco per Lo Bianco che qui viene fermato dall'ottimo intervento di Calamusa. Vallecchia gliela porta via, fallo di Vallecchia. Giallo per Vallecchia per proteste a 4,5 dall'inizio del secondo tempo, già 2 falli per parte e mancano soprattutto 12 secondi alla parità numerica. Qui Vallecchia chiama Butera, poi va via. Butera, fischio con Butera che gioca all'indietro. Orlando la batte più lunga che può, vediamo se l'aggancia Butera, non l'aggancia Butera. A breve la parità numerica. Eccola adesso la parità numerica, tra l'altro con l'ingresso abbastanza vicino al punto di giocata del pallone. Si torna pari a livello numerico ovviamente. Lo Bianco, Tuzzolino, Lo Bianco, Vallecchia, scambio che non si chiude con Tuzzolino. Superati i primi 5 minuti del secondo tempo.
Orlando va a lungo, cerca Butera, lo bianco scorta la palla fuori. De Lisi. Tuzzolino per lo bianco. Vallecchia. Stringe verso l'interno, poi cambia banda, va da Tuzzolino. De Lisi. De Lisi rischia sull'attacco di Imperato. A questo punto l'unico Imperato in campo. Vallecchia. Scarico indietro per Peppe Lo Bianco, ora Tuzzolino. Con pazienza e senza rischi l'Athletic Club Palermo, mentre è Stellino, il giocatore subentrato, costretto ad allungare forzatamente le rotazioni. Qui Filippi, qui Vallecchia resiste ad una carica, ancora Vallecchia, la palla dentro! Peppe Lo Bianco, è il gol del 3-1, l'esultanza davanti a Coach Miosi, gol di un peso specifico inquantificabile, è il gol del 3-1. Qui Lo Bianco è andato ad abbracciare soprattutto Vallecchia, che gli ha dato la palla perfetta sul secondo palo. Allunga per la prima volta dall'inizio della partita sul +2 l'Athletic Club Palermo a 6 minuti di gioco nel corso del secondo tempo, quindi 14 ancora da giocare. De Lisi con recupero palla, vediamo adesso come gestirà questo vantaggio l'Atletico. Slalom di De Lisi, palo! E poi pallone che va fuori subito vicino al poker l'Athletic. Stellino. Imperato va a puntare Bilitteri che non si fa saltare. Allora Calamusa per Butera, serie di finte, però a passare in mezzo a due non c'è contatto, allora spinge De Lisi, dribbling di De Lisi, 3 contro 1, De Lisi fronte alla porta, Bilitteri sopra la traversa. E adesso fioccano le palle gol sprecate dall'Athletic Club. Ancora qui un contatto con Butera che va giù, protesta De Lisi. Passati poco più di 7 minuti dall'inizio della ripresa. Adesso palleggia, adesso tiene palla, rischia quasi zero l'Athletic. Bilitteri. Palla per Tuzzolino. De Lisi. Serie di finte. Poi Lo Bianco. Muove palla nella sua metà campo la squadra di Miosi. Mentre c'è Giuliano, qui Stellino senza commettere fallo. Lo Bianco calcia lontano, era rientrato Bilitteri, allora palla per Calamusa. Imperato contro Bilitteri, prova ad allungare la falcata, va dentro Tuzzolino. E c'è il time out chiesto dal Bonifato, 12:07 alla fine, 3-1 colpo alla Grimau. Termina il minuto di sospensione chiesto dalla panchina del Bonifato. Due falli a testa, 1-3 il punteggio, ricordo la successione dei gol di Gaetano per l'1-0, poi De Lisi per il pareggio, Tuzzolino per il sorpasso, Lo Bianco per l'allungo.
Qui Butera con la rimessa battuta su Favaloro, Tuzzolino prova ad uscire in contropiede, Tuzzolino corre, il tocco per Tuve, pallone fuori, spreca ancora l'Athletic e Orlando prova a fiondare subito, Billitteri interviene. Butera, lungolinea da Imperato che non controlla. Tuzzolino. Tuve. Suolata, rischiosa, gliela porta via Imperato, poi Tuve vuole avere l'ultima parola, mette la palla fuori. Calamusa. Indietreggia il 6, palla per Butera, ancora Calamusa, Imperato va giù senza fallo, allora Tuve corre, Tuve, palla per Billitteri, tocca ancora per Tuve, serie di finte, poi ancora scambiano i due, Giuliano viene fermato, a qui l'Athletic l'ha fatta grossa, perché non hanno calciato e allora niente gol, niente 1-4 e allora resta a galla con metà secondo tempo da giocare il Bonifato. Billitteri qui non riesce a tenerla, va a pressare poi su Calamusa, sbaglia, Calamusa la mette in fallo laterale, poteva forse appoggiarsi a Orlando che infatti glielo dice, appoggiati a me. Giuliano, spalla alla porta, cerca compagni, non li trova, arriva Stellino, angolo. Altro veterano, Antonino Stellino, classe 86. Qui Giuliano, Tuve la controlla male. Allora Imperato la rimessa per Calamusa. Prova ad accelerare Imperato. Di Gaetano fermato, poi riesce a recuperare palla. Stellino tira, Favaloro c'è. Vediamo se riparte Giuliano. E sì che riparte Giuliano. Giuliano 2 contro 2, Calamusa, grande intervento, è da solo per in mezzo a 3, viene fermato, poi allora riparte Billitteri, Calamusa trattiene, fallo. Ha avuto l'occasione per riaprirla Stellino. Dunque, terzo fallo commesso dal Bonifato. Siamo entrati nella discesa, 9 minuti 47 secondi alla fine. Con Peppe Lo Bianco che va a battere la rimessa, l'autore della terza rete dell'Atletico. Giuliano. Eccolo l'ex San Vitolo capo, Tuzzolino, Tuve, Lo Bianco, controllo, scodellata per Tuzzolino, l'anticipo su Calamusa, poi l'uscita di Orlando che va subito lungo, cerca Stellino, la palla rimane in campo ma Stellino non la riesce a controllare. Tra l'altro la presenza tra i pali di Favaloro consente a... consente all'Athletic di schierare 4 uomini di esperienza e chi meglio ad esempio di Tuvello Bianco per congelare il pallone, mentre intanto c'è il debutto in partita anche per Guido Lamia, mentre c'è un fallo su Giuliano, quarto fallo commesso dal Bonifato a 8,55 dalla fine. Qui ha rischiato di perdere palla
l'Athletic. Tuzzolino la butta via perché è uscito male dal palleggio il suo quintetto. Eccolo Lamia. Di Gaetano l'appoggia all'indietro, Butera appena rientrato. Calamusa, brutta palla qui per Lamia. Intanto il secondo arbitro va a rapporto col primo arbitro. Dialogo tra i due fischietti. Tuve cerca di lanciare, interviene Lamia che poi in spaccata è bravo a servire Calamusa, che però sbaglia. Molti errori nella partita dell'ex Cussino. Tuve rischia ma è efficace, lo bianco con la verticalizzazione per Giuliano che non arriva. Qui la palla di Lo Bianco era stata bellissima, Giuliano sicuramente non se l'aspettava, ma ha trovato il corridoio perfetto per servire il compagno di squadra. Di Gaetano cerca anche qui una verticale non letta dal ricevitore, in questo caso Lamia. Tuzzolino prova a prendere campo, Giuliano. Lo Bianco. Giuliano cerca e trova Tuve. Pallone di ritorno troppo lungo, la protegge Calamusa per Orlando che va a lanciare lungo di testa Lo Bianco, dove c'è però Vito Butera. Calamusa. Bravo qui Lo Bianco con l'anticipo, allora attenzione al 3 contro 1 per l'Athletic. Tuzzolino guarda Orlando, serve Lo Bianco, questa volta non fallisce la squadra ospite, doppietta per Lo Bianco, il numero 4 che firma il gol numero 4. E a 7 minuti e 14 trova un gol importantissimo l'Athletic Club Palermo. Mentre è tornato Matteo Imperato nel quintetto, quindi panchina per Lamia, panchina anche per Stellino. Intanto Matteo Imperato, tiro ribattuto da Tuzzolino. Sale come quinto uomo Orlando, le tenta tutte il Bonifato. Butera rischia di perderla, poi Tuve non è riuscito a tenerla. Calamusa, spalle alla porta, quasi se la fa mettere fuori, l'arbitro fischia un fallo un po' generoso. È il terzo. Ne ha ancora 2, tra virgolette, a disposizione l'Athletic in 6 minuti e 26 secondi. C'è Orlando tutto solo sul secondo palo. Questo è anche il rischio di fronteggiare un power play. Chiaramente la difesa a zona, qui si va a formare il quadrilatero difensivo nell'area di Gaetano, tiro ribattuto. Di Gaetano ancora in controllo e sinistro, tocca Tuve, angolo Bonifato che quantomeno ci prova, c'è ancora tanto tempo, il tempo effettivo dà queste chance e qui fa valore bravissimo su Butera.
Orlando cerca il tiro, ancora Favaloro, poi ultimo tocco di Di Gaetano, anche sfortunato il Bonifato. Time out Athletic. Termina il minuto di sospensione chiesto dalla panchina dell'Athletic. Qui la butta via l'Athletic. Qui attenzione a Di Gaetano che corre. Di Gaetano respinto da Giuliano. Palla dentro, attenzione qui ancora al Bonifato che ci prova. Butera però deve indietreggiare. Di Gaetano tocca Orlando! Sotto misura Orlando, gol del -2 del Bonifato e qui ci pensa il portiere a riaprire la partita. 2-4 qui al Pala Grimaudo. 5:41, partita riaperta, ammesso che fosse mai chiusa. Occhio però allo bianco dall'altra parte, non riesce a controllare, non riesce a indirizzarla. Butera. Lo bianco lo insegue, Butera riesce a passarlo in velocità, poi attenzione agli scontri. Di Gaetano. Continua in power play il Bonifato che ha raccolto il primo frutto col gol proprio del portiere di Fabrizio Orlando. Butera. Iniziano gli ultimi 5 minuti di partita, iniziano con il Bonifato in power play. Di Gaetano va sul secondo palo, tocca Tuvé che la riesce a tenere in campo, cerca di calciare, interviene Calamusa, poi lo bianco, Tuzzolino, la porta è vuota, Tuzzolino porta a spasso Orlando, gli dà il tempo di rientrare, allora non calcia, allora attacca a difesa, schierata l'Athletic, attacca si va per dire perché Tuvé butta via palla. Imperato. Butera, sale Orlando, Butera, sbaglia qui Imperato, Delisi cerca Giuliano, non l'ha visto nessuno, l'ha visto però Orlando, poi Tuzzolino, tiro ribattuto e occasione che se ne va. Imperato va a puntare, Imperato converge, salta un avversario, non il secondo. E qui attenzione, doppio giallo per simulazione, espulso Matteo Imperato.
altra espulsione. Proteste, tanto giallo, credo per un dirigente accompagnatore. Calamusa continua a protestare, è una furia. Tornano a giocare con 3 uomini di movimento. Sì, credo che sia stato ammonito il dirigente accompagnatore del Bonifato, che adesso, ricordo, 4:04. Il cronometro era fermo a 4:04 al momento del fischio, quindi 2:04 a meno che non arrivi un gol prima. Tuzzolino, lo bianco, adesso tutto l'interesse del mondo a perdere tempo con la palla tra i piedi per l'Athletic. De Lisi, Tuzzolino, lo bianco. Tra altre cose, 2 espulsioni che peseranno come un macigno non soltanto per quella che è l'andamento di questa gara, ma anche per le assenze per il prossimo turno di campionato per il Bonifato. Ricordo, il 23 dicembre si apre il girone di ritorno e si apre con 2 assenze importanti. De Lisi qui in mezzo, sbaglia tutto Giuliano. Qui intanto Di Gaetano prova a correre, la palla in avanti per Lamia. Lo bianco, Giuliano, la sistema, poi Tuzzolino, lo bianco, De Lisi, lo bianco, De Lisi ancora e ancora per lo bianco, mancano una ventina di secondi alla parità numerica, con De Lisi che la porta avanti, poi Tuzzolino per lo bianco, Tuzzolino, ancora scambiano praticamente fuori dall'area del basket, per capirci. Questo è un polivalente, quindi ci sono tante linee per tanti sport diversi. Tuzzolino, De Lisi, Tuzzolino lo bianco, si sgancia a destra Giuliano, riceve fronte alla porta Giuliano, si torna 5 contro 5, Tuzzolino, controllo e sinistro, palla alta. Di Gaetano risale in power play Orlando, ci sono Lamia e Stellino dall'altra parte. Qui perde una brutta palla, non ne approfitta lo bianco. Ultimi 100 secondi della partita. Butera, Di Gaetano cerca Lamia al tiro, ribattuto da lo bianco. Lamia, la rimessa per Di Gaetano, ovviamente ci prova fino alla fine con grande cuore il Bonifato. Di Gaetano, palla per Lamia che va a calciare, ancora lo bianco a ribattere. Conclusione qui di Stellino, blocca Favaloro che non vuole calciare, non ne ha motivi, sta vincendo di 2 gol. Calcia adesso lungo lo bianco, la palla rimane in campo, non tocca il soffitto, e allora Orlando per l'ultimo minuto di gioco qui al Pala Grimaudo, 4-2 per l'Athletic, ci prova fino all'ultimo in power play la squadra di casa, che ricordo ha perso i 2 Imperato, entrambi espulsi. Stellino, deviato da Tuvé, angolo, 49 secondi.
Stellino, palla rischiosa ma che arriva a Butera. Di Gaetano, palla che arriva addosso a un giocatore, poi Giuliano col tiro, palla fuori. Orlando decide di lanciarla lunga, di testa Tuzzolino, rimessa. 34 secondi alla fine. Butera, arriva Stellino, arriva però prima Ciccio Tuvè, rimessa. Rimessa per il Bonifato, qui Butera, evita De Lisi. Giuliano gliela porta via, fallo di De Lisi. Quarto fallo commesso dall'Athletic, 26 secondi alla fine. Proverà a calciare Vito Butera. Del resto non può fare altrimenti, c'è poco da palleggiare, c'è poco da fraseggiare, c'è solo da cercare la porta. Oh, siete lontani, Vito. Fischia l'arbitro, se ne va Di Gaetano ovviamente. Butera alla fine decide per lo schema. Di Gaetano va a terra, non fischia l'arbitro, in 2 a terra. Giuliano in qualche modo si libera, la palla va fuori. Ci sono De Lisi e Di Gaetano a terra, 17 secondi alla fine. Riprende il gioco con Lamia, lo scambio, alla fine recupera palla Tuzzolino che decide di calciare, l'ha parata Butera, rosso per Butera e rosso anche per Butera. A 4 secondi dalla fine. A praticamente 4 secondi dalla fine. Si può dire sicuramente non una grande scelta da parte di Butera, quella di parare istintivamente il tiro di Tuzzolino, però forse l'espulsione è un po' eccessiva considerando il punteggio, considerando le altre espulsioni. Qui Orlando che urla qualcosa a Imperato che è fuori, fa ripartire il gioco l'Athletic, ma per far arrivare soltanto la sirena finale vince l'Athletic Club Palermo, che chiude il girone d'andata espugnando il campo del Bonifato Alcamo Futsal, finisce 4-2. Chiudiamo il collegamento dal Palagrimaudo da Francesco